Maro, che paura! Mi hai fatto venire un toc, mi hai fatto venire un toc. Sapete cos'è un toc in lingua napoletana? Mi hai fatto venire un accidente, mi hai fatto via una bella paura, quasi come se stessi avendo un ictus, un colpo apoplettico. Quello era un tocco, quando a Achille le è venuto un toc, intesa come malattia grave. Attenzione, o toc, però non è o tuoc, o in italianizzato tocco. Mi sono sempre chiesto se esiste una parola italiana per definire o tuoc. A me, io. Ovvero il conteggio delle dita, quel modo di estrarre a sorte uno dei componenti prima di cominciare un gioco. Vabbè, questo aspetto contributi, come si traduce o tuoc in italiano? E invece in questo caso l'hai fatto venire un toc, come devo dire, l'hai fatto spaventare a morte. Oggi parliamo di alcune malattie, diciamo dette in lingua napoletana. Ecco, per esempio, dopo tocco eriscenziel. Ai bambini le convulsioni, quelli magari provocati dalla febbre molto molto alta, diventano eriscenziel, che poi in senso estensivo, eppure quando uno insiste molto per raggiungere un obiettivo, le si è fatto venire eriscenziel. Eriscenziel è da descensus, che significa appunto caduta, discesa, perché quando venivano appunto eriscenziel, insomma, il corpo tendeva naturalmente a cadere. Sempre in lingua napoletana, una leggera malattia cutanea, sono i migliarini, quelli che escono ai bambini, quei puntini rossi che esce sulla pelle dei bambini, un nome tutto nostrano. Oppure quando i bambini parlano tanto, chi te ne apopetola, cioè non fa altro che parlare continuamente e fastidiosamente. Deriva ironicamente dalla pipita. Pipita, che non è il soprannome di Gonzalo Higuaín, che pure si chiamava Pipita, è una malattia dei polli che li costringe a tenere la bocca sempre aperta e quindi a parlare, ma che ten? Ah, papetola, ma tiene sta papetola stamattina. Ecco, la papetola, la malattia di chi parla sempre, sarebbe la logorrea in italiano, che parola triste, logorrea. Oppure per esempio sempre i bambini quando sono in continua agitazione, stanno in continuo movimento, irrequieti, instabili, tenen arteteca. In questo caso l'incapacità di stare fermi deriverebbe dalla parola artritica, che in italiano sarebbe, diciamo, quello che porta all'artrite, in napoletano appunto è colui che sta sempre in movimento e quindi ten arteteca. Dunque, se l'arteteca è il movimento continuo, dall'altra parte la persona pigra, lenta, che non sta sempre ferma una parte, te ne chiorde, ma te ne stai chiorde. Le chiorde in realtà deriva dalla parola giarda, che era una malattia tipica dei cavalli, per cui le articolazioni si ingrossavano e impedivano i movimenti. Quindi da giarda, chiorda e chiorde, te ne chiorde, chi che sta sempre ferma una parte, non si fila e si muove. Un'altra malattia in napoletano è quella che tiene o giallo, littero, litterizia, che in napoletano diventa anzularchia. Anzularchia è un termine antichissimo, è l'accumulazione di pigmenti biliari nel sangue che porta tutti i liquidi corporei a diventare gialli e soprattutto la cute diventa gialla. La faccia gialla, ha fatto gialla, mi sono messo paura, 90 paura. La faccia gialla più nota di Napoli è naturalmente l'epiteto che si rivolge per tradizione a San Gennaro, anche se lui non si piglia collera, poi faccia gialla, ama belli, prima fa sto miracolo, perché il miracolo è fondamentale. E l'ultima malattia napoletana di oggi, che ha una parola veramente intraducibile, è apocondria. Tengo un'apocondria, capito? Potrei cavarmela, guarda, chi le sta apocondrusa. Me la potrei cavare dicendo che l'apocondria in italiano è l'ipocondria, ma quando mai? È tutta un'altra cosa. L'ipocondria in italiano è semplicemente la paura delle malattie. Apocondria in napoletano è quel misto di malinconia, nostalgia, di noia, quel ricordo delle cose passate, delle cose perdute. È una malattia invalidante, ti blocca, tu non ti senti proprio buono. Madonna, tengo un'apocondria. Che meraviglia, la lingua napoletana. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa e allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa.